Il numero dei positivi è 125.222, sono più 2.540 nelle ultime 24 ore. In isolamento abbiamo 37.920 persone. Ne sono uscite, pensate, 1.131 dall'isolamento nelle ultime 24 ore, meno 1.131. Forse in assoluto la giornata con più uscite. 2.395 persone ricoverate in area non critica, più 67 come vedete, 306 terapie intensive, più 9. Vedete che pian piano ci avviciniamo a numeri importanti, siamo già a 2.700 di fatto persone ricoverate e stiamo raggiungendo, soprattutto sull'area non critica, i livelli massimi, anzi superati i livelli massimi della prima fase. Totale morti 3.258, più 37. Dimessi 6.388, più 36. Allora, lo vedete da questi due numeri che vi ho fatto vedere, che dire che è finita la battaglia vuol dire aver bisogno di un refresh, nel senso che quando tu hai 2.700 persone di fatto ricoverate, che sono andate dalla somma dei 306 più i 2, 3 e 95, hai 2.701 persone ricoverate, e vi dico che il dato è un dato importante. È un dato importante che ci porta a dire che abbiamo già superato in maniera abbondante il massimo dei ricoverati che avevamo nella prima fase. Cioè, se qualcuno ancora avesse dubbi, perché questa fase un po' è vissuta e l'abbiamo vissuta come, non essendo più una novità, è stata vissuta un po' più, come si può dire, l'abbiamo vissuta in maniera più familiare, no? È qualcosa che già conosciamo, non c'è più l'inquietudine dell'untore, no? Vi ricordate che i primi periodi spesso si utilizzava questo nome, no? Cioè questo termine, l'untore, no? Di manzoniana memoria. No, abbiamo più padronanza sicuramente clinica del Covid, però voglio sempre ricordarvi che comunque siamo davanti a un'infezione importante. Lo dico perché da zona gialla è inevitabile che qualche preoccupazione ce l'abbiamo e ci sia, che è quella dell'effetto boomerang, no? Cioè, zona gialla, tutti dicono che il Veneto comunque sta gestendo bene, a sto punto prendiamone atto, è un problema degli ospedali, facciamo festa. Non funziona così. Ricordo a tutti i cittadini che abbiamo superato di gran lunga i ricoveri massimi della prima fase di marzo-aprile e ci stiamo avvicinando ai massimi anche sulle terapie intensive. Se volete, questa fase ci ha graziato sull'impennata delle terapie intensive, però vi porteremo nei prossimi giorni, forse anche domani, uno studio sulle terapie intensive per darvi una dimensione di qual è il grado di copertura. Ci sono, diciamo, rispetto al nostro piano delle 1.000 terapie intensive, ci sono dei luoghi nei quali ormai i pazienti Covid hanno sostanzialmente colonizzato le terapie intensive a disposizione. Ovvio che noi non rinunceremo mai a curare i pazienti normali, tanto è vero che oggi in questo momento ce ne sono 217 non Covid in terapia intensiva. Però è pur vero che questa preoccupazione mi porta a dire che domani presenterò la nuova ordinanza. Non cambia nulla che sia scaduta ieri sera, perché l'ordinanza nostra ha un'efficacia soprattutto a fine settimana, questo lo sapete. E per quanto riguarda la scuola, il CTS non ha mai dato il suo assenso. Vi ricordate, l'ordinanza c'era scritto lezioni con strumenti a fiato, attività motoria, previa autorizzazione del CTS. CTS non l'ha autorizzato, ancora non si è espresso, per cui è inefficace questo aspetto. Domani presenteremo ordinanza in maniera più, diciamo,
completa, alla luce del fatto che domani scade anche l'ordinanza rispetto alla fase di test di tamponi con i medici di base. Quindi domani cercheremo di mettere in fila un po' tutti i provvedimenti in maniera tale che riusciamo a risolvere anche il tema delle ordinanze, sicuramente ripresentandole, cercando di interpretare meglio, visto anche alcune segnalazioni, alcuni aspetti che la prevenzione ha valutato, eccetera, magari di fare degli aggiustamenti che siano rispettosi di chi lavora, ma che siano anche rispettosi della salute pubblica. Detto questo, vi dico che questa mattina abbiamo avuto una intensa mattinata di videoconferenze, prima con io ne ho avute anche altre, però extra Covid, ma comunque quelle Covid le abbiamo avuto con i colleghi presidenti di regione, eravamo presenti entrambi con entrambi gli assessori Lanzarin e Bottacci e c'era anche Caner collegato, e nella quale si è parlato di un bel po' di partita del Covid, ma mi interessa dire che con forza abbiamo voluto comunque approvare linee guida per l'apertura delle piste da sci. Il che non vuol dire che abbiamo segnato un gol. Diciamo che comunque in via preventiva troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida, perché se mai decidessimo di aprire o mai decidessero di aprire, perché non compete a noi, ricordo che c'è questo paventato rinnovo del DPCM del 3 dicembre, nel quale sembra si vogliano bloccare appunto le piste da sci e quindi attività degli sport invernali. Noi comunque le linee guida le abbiamo fatte e questo è un primo segnale. Ovviamente è auspicabile che qualsiasi misura sia rispettosa e tenga conto sicuramente della salute pubblica, ma anche di quello che è un'economia montana che senza il tema dell'invernale è un'economia messa a dura prova. E dall'altro voglio ricordare che lo sci e la neve la si pratica sulle creste delle montagne, e sulle creste delle montagne, lo studiavamo alle elementari, ci sono sempre i confini, lo ricordate, cioè le montagne fanno sempre da spartiacque. È famoso vuol dire che vorremmo che ci fosse un coordinamento europeo sul tema dello sport invernale, perché chiudere Araba e pensare chiudere Cortina, chiudere altre località sciistiche e pensare che a Kitzbühel piuttosto che a Bad Klein-Kirchenheim o a San Moritz o da altre parti si sci, capite che la situazione è difficilmente giustificabile, visto e considerato che siamo in uno stesso bacino epidemiologico. Questo è acclarato che siamo nello stesso bacino. Avete visto che le curve sono le stesse, gli andamenti sono gli stessi, c'è solo un ritardo o un anticipo rispetto tra un paese e l'altro, ma quella è la storia, no? Vi ricordate che noi abbiamo sempre utilizzato la Francia come benchmark all'inizio di questa curva, di questa infezione, perché la Francia ha anticipato di un paio di settimane l'Italia. Quindi sia le linee guida, sia un'analisi seria che dovremo fare assieme al governo, che dovrà partire dalla sicurezza della salute dei cittadini, ma ce n'è poi anche un'altra di sicurezza della salute, che è quella dell'economia, che poi ricade sulla salute dei cittadini. E poi il tema comunque è che ci sia una condivisione europea transfrontaliera rispetto a delle misure che se no rischiano di essere un suicidio per la nostra economia. Guardate che una stagione senza sci, con gli altri che sciano, è un suicidio, è finita. Voglio ricordare che non è che se la passano bene quelli di impianti di risalita, dietro gli impianti di risalita c'è un'economia montana, c'è il rifugio, c'è l'affittacamere, c'è il noleggiatore, insomma c'è tutta un'economia che ci permette ancora di mantenere vita in montagna. Detto questo, ho inteso anche chiedere che la conferenza delle regioni si esprima e chieda a gran voce il riconoscimento dei ristori per coloro che hanno adottato misure restrittive autonome come previsto dal decreto. Non è che ce le siamo inventate, tanto è vero che il Presidente del Consiglio, presentando le misure, il decreto, disse ma
le regioni possono allargare i cordoni di concerto col Ministro della Salute, oppure possono autonomamente adottare misure restrittive che saranno sicuramente oggetto di ristoro a livello nazionale. Lo disse, me lo ricordo, anche come una visione di incentivo, no? Dice: non abbiate paura, perché comunque ci sarà alle vostre spalle il governo che ristorerà. Guardate, non è solo il Veneto coinvolto da questa partita, c'è l'Emilia Romagna, ad esempio. L'Emilia Romagna ha adottato la stessa nostra ordinanza e non l'ha revocata, anche se è andata in zona arancione. Per cui sapete che la nostra ordinanza prevede, ad esempio, la chiusura di tutti i negozi la domenica, o la chiusura delle strutture di media, strutture di vendita di media e grande dimensione, media e grandi strutture di vendita, il sabato e la domenica, perché il DPCM, secondo me anche in maniera poco lungimirante, ha chiuso i centri commerciali come oggetto, giustamente simbolo dell'aggregazione, dell'assembramento, ma si è dimenticato che l'outlet non è un centro commerciale e rischia magari a volte di fare più assembramento di un centro commerciale. Qua non vogliamo colpevolizzare nessuno, diciamo che dobbiamo andare avanti. Quindi è fondamentale. Ricordo che le ordinanze nostra, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, della Lombardia, dell'Abruzzo, un po' tutte le regioni hanno avuto delle misure autonome, sono tutte negoziate con l'intesa del Ministero della Salute, fatte in emergenza, e quindi penso che sia verosimile che non ci siano problemi a riconoscere che questi sacrifici, cioè non vorrei che fosse oggi diventato un problema, o meglio un limite, essere in zona gialla, o peggio ancora aver adottato restrizioni che hanno dato risultati, ti fanno stare in zona gialla, siano la dimostrazione che non serve a ristorare chi ha fatto i sacrifici. Cioè, cosa dobbiamo passare di zona per avere restrizioni, per avere i ristori? Cioè, noi siamo in zona gialla, non abbiamo i confini comunali chiusi, tanto per dirne una. E penso che questo sia un aiuto all'economia, ma a Roma vorremmo anche dire che quando si aiuta l'economia del Veneto, si aiuta l'economia d'Italia. Scusatemi questa digressione, però lo sapete, non cerco polemica politica e guardatevi, credete che il nostro obiettivo è quello di fare la strada assieme a tutti quelli che si occupano di questa vicenda. Però sentire dire che imprudentemente abbiamo adottato ordinanze, no, noi le abbiamo adottate e sappiamo benissimo cosa diceva il governo rispetto a questo, ma soprattutto i tempi sono stati quelli che o si fanno le ordinanze o non si fanno. Cioè non è che chiudo la zona rossa e faccio la prima zona rossa e devo farmi fare una legge dal Parlamento italiano. Abbiamo fatto l'ordinanza quella volta, vi ricordate? Adesso vedo che ci sono altre interpretazioni, bisogna negoziare tutto. Abbiamo negoziato con chi di dovere, il Ministro della Salute. Detto questo, vi do due dati sulla mortalità. E sono dati che partono dal 21 febbraio al 17 di novembre. Allora, poi vediamo anche la tabella, però volevo solo significare un paio di aspetti. Defunti in area critica, cioè deceduti, scusate, in area critica, sono 434, rappresentano, cioè in terapia intensiva per capirci, sono 434, rappresentano il 14,2% dei morti totali ad oggi, al 17, che erano 3.056. Il vero dato che mi interessa darvi è che in area non critica sono morti 1.719, ovvero il 56%, cioè un morto su due, Covid, catalogato come Covid, classificato come Covid in base a normativa, un morto su due è morto non in terapia intensiva ma in ospedale, in area non critica. E poi il 22%, anzi quasi il 23%, poi vediamo la tabella ragazzi, nell'RSA. Il 23%, 22, quanti? 698. E sono morti in ospedale gli altri perché
ovvio che il 56% degli ospedali hanno gli anziani dell'RSA entrati e non sono stati presi in carico in terapia intensiva e sono deceduti in ospedale. Dopo vediamo questa tabella che fa un riassunto di come è andata la mortalità. Sì, beh, poi c'è domicilio 4,65, ma domicilio considerate che non è che ci siamo dimenticati qualcuno a domicilio, spesso erano malati magari terminali, gravemente compromessi da altre patologie che magari si sono anche positivizzati e quindi hanno perso la vita a domicilio, ma per altri motivi. Non è che sono morti con la polmonite a domicilio perché nessuno li ha ricoverati, questo volevo dire. Passo la parola a voi, ragazzi. Tosato implacabile, Pederiva, Prigioni, Nuovo Terraglio, Marchiori. Sì, sui vaccini si sta andando avanti ovviamente con il lavoro, con la dottoressa Russo che sta lavorando nella commissione nazionale. Adesso insomma porterà il modello Veneto, insomma porterà un nostro modello organizzativo a contributo di quello che è il tema nazionale. Tosato. Ho ascoltato la conclusione, la coda, lo strascico. Sì, vorrei dire, a volte io leggo anche, c'è un'altra coda, quindi... no, anche nei pezzi, no, degli autorevoli giornalisti anche veneti, leggo a volte, no, ma il Veneto sta occupando. Cioè, vorrei ricordare che il Veneto, cioè non è, qui non c'è nessuna, come si può dire, prevaricazione, no? Il problema è che avendo noi 10 anni di amministrazione in questo paese è inevitabile che molti professionisti riconducibili alla nostra amministrazione negli anni siano entrati nelle commissioni a livello nazionale. Se oggi fosse un debuttante dovrei iniziare da zero e iniziare il percorso assieme ai miei dirigenti, per cui penso che sia un valore che abbiamo dirigenti veneti in commissione, come ce li hanno le altre regioni, fra l'altro. Noi ce li abbiamo in AIFA, ce li abbiamo ad esempio con i vaccini, sono professionalità che sono state valorizzate. Guarda, quando io sono arrivato in Veneto, tutti mi massacravano con questa storia, gigante economico, nano politico, non c'è autorevolezza. Adesso che c'è è un problema. E torniamo a fare i nani allora. No, perché gli stessi che dicevano sta roba adesso si lamentano perché siamo giganti. Ma non lo siamo per prevaricazione, lo siamo perché abbiamo costruito una classe dirigente. Questo paese deve decidere cosa vuol fare da grande. Ci avete detto che dobbiamo costruire una classe dirigente, l'abbiamo costruita. C'è il professor Palù, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire sul curriculum del professor Palù? Cioè io ho ricevuto telefonate da moltissimi, io non conosco neanche, dicendo abbiamo visto il curriculum. Cioè, è assolutamente l'uomo giusto nel posto giusto. Parleremo di vaccini per anni e ci mettiamo uno che con i vaccini ci ha lavorato. Non lo so, anche questa è una colpa. Prego, Tosato. Ma a me pare che sia stato un riconoscimento, francamente. Sì. Non ho letto no, ma di vista nessuno, anzi, però sai, prevenire è meglio che curare. Non vorrei che passi l'adagio, perché mi viene l'orticaria a pensare che si pensi che ci sia un grande fratello, tutta un'organizzazione. Guardate, la volete proprio detta tutta fino in fondo? La Regione Veneto ha avuto modo di mettere in posizioni apicali dei suoi grandi professionisti per un semplice motivo, che è l'unica regione che non ha una commissione nella conferenza delle regioni e quindi di conseguenza ha detto almeno in rappresentanti da qualche parte. Qualcun altro ha preteso di avere la commissione sanità e quindi noi ben volentieri abbiamo ceduto la commissione sanità. È stata una mossa volpina perché ha permesso di piazzare figure importanti in ruoli importanti, mi pare di capire. Ma sai, noi alla sanità ci teniamo. Se la sanità nazionale funziona bene anche quella veneta, ma viceversa è difficile. Ecco, allora Presidente, io avevo due domande. Prego. La prima che riguarda appunto i ristori. Lei l'altro giorno ci aveva detto, mi sono messo a leggere il decreto, è tutto un rinvio a decreti, a leggi, articoli precedenti, è incomprensibile, farò una telefonata a Boccia per capire l'orientamento. Le chiedo se si è fatto un'idea circa l'orientamento del governo e approfitto per una subdomanda che arriva da una lettrice, un ambulante che lavora nei mercati e dice
è previsto un ristoro per gli ambulanti che non possono lavorare per effetto di ordinanze dei sindaci. Cioè, a mio avviso, Gliela riferisco a come mio è avviso stata... dovrebbe essere riconosciuto, perché se il principio giuridico nazionale, e penso che possa essere anche tema di pareri giuridici autorevoli, se il principio giuridico nazionale è che la restrizione è un sacrificio che si chiede a pochi per il bene della comunità, a prescindere da chi chiede le restrizioni, immagino che ci debba essere un ristoro. Se no, per la proprietà transitiva vuol dire che se il governo non facesse nulla e noi facessimo solo se ci sono i ristori, ma siccome il governo non ti dà i ristori, vuol dire che nessuno fa restrizioni in questo paese. Allora, io mi sono assunto la responsabilità di firmare un'ordinanza, la porto avanti, però insomma siamo tra gentiluomini, non fatemi andare a ripescare gli audio e i video nei quali si diceva le regioni saranno aiutate per le restrizioni, perché ci sono. Ma guarda, io so per certo che il presidente, che il ministro Speranza e anche il ministro Boccia sostengono e hanno sostenuto questa visione. Non ho ben capito perché ci sia sta volontà di star lì a pignolare su sta storia dei ristori. Anche stamattina qui avevo degli imprenditori e dei lavoratori fuori dalla sede e dicevano la loro difficoltà, ma non creata peraltro neanche dalla regione. C'è una difficoltà ad esempio sulle cartolibrerie, stamattina mi parlavano, no? Sulle forniture. Allora, siccome non abbiamo fatto un lockdown totale, cioè uno dice ma comune, brutta espressione, mezzo gaudio, ma solo pochi pagano diciamo si sacrificano per la comunità, direi che è fondamentale questo. L'altra domanda di tutto riposo, diciamo, riguarda l'ordinanza. Sì. Per quanto riguarda l'ordinanza, par di capire che sarà confermata la scuola a distanza, nel senso che... Sì, ma quella è prevista dal DPCM. È prevista, quindi sì, non sì, ci assolutamente sono... Sì. Qualche altra aveva alluso a questa cosa delle biblioteche, che era piaciuta l'idea di poter... Ci stiamo lavorando, è il tema del prestito di libri. Considerato che c'è il tema della sanificazione, che è un tema che ci limita molto, però stiamo vedendo anche questo aspetto. In generale, guardate, voi avete visto lo studio, di fatto è diventato uno studio, no? Epidemiologico, cioè Bolzano fa i tamponi a tutti, ha fatto i tamponi a tutti. Incidenza 0,8%. Io ve l'ho sempre detto, vi ricordate, noi non possiamo dire 16-17% di positivi, perché andiamo a testare contatti stretti, gente che è andata a cena assieme al positivo, conviventi, eccetera. Quindi è inevitabile che non è un campione rappresentativo. Ma se è vero che è l'0,8%, neanche l'1% sulla popolazione di positivi, e se è vero che comunque il contagio si è diffuso bene, perché abbiamo 2.700 persone ricoverate, 39.000 persone isolate, cosa si capisce? Si capisce che il vero problema è che pur essendo pochi c'è qualcosa che agevola la diffusione. E cosa sono? Gli assembramenti. Cioè non sappiamo più in che lingua dirlo. Io ho gestori che mi chiamano di bar, mi dicono ma sarà possibile che uno viene a bere il caffè da me, sta 2 ore con l'amico a parlare con la mascherina giù dopo aver bevuto il caffè? Che senso ha? Nessuno ti vieta di stare in bar, però la porto io la mascherina tutto il giorno, mi dice il barista. Non capisco per quale motivo l'avventore possa accomodarsi, sicuramente togliersela per bere il caffè e poi sta lì tutto un paio d'ore, dice io ho tutti i casi così, a chiacchierare, a rimpinguare l'aerosol. E allora se è 1% sarà positivo di quelli che fanno questa operazione, il giorno che ti capita di essere nel gruppo dove c'è quell'1%, ti porti a casa il virus. Bene, oggi ha fatto molto scalpore la sua affermazione sulla possibilità o probabilità di una terza ondata. No, ma guardate, a me hanno chiesto, ma ci sarà un'altra ondata? Io ho risposto, un'altra probabile, una terza probabile, cioè cosa volete? Nessuno ha la sfera della verità. Guardate, se volete che vi dica la mia idea, io mi sono fatto un'idea anche con i colleghi che sono qui, cioè che noi avremmo tutta una serie di montagne russe più o meno
importanti dove il virus c'è, l'infezione c'è, avremo dei momenti nei quali comunque andrà scemando, poi tornerà su. Non sono convinto che la curva andrà esaurendosi e basta, perché abbiamo capito anche qui che il tema climatico della stagionalità pesa. È inutile che facciamo finta di non aver capito questo. Gli scienziati fanno gli scienziati, però l'influenza da noi d'estate non si prende. Ed è un coronavirus, no? Siamo nell'ambito dei virus influenzali. E ci sarà pure un motivo. C'è chi dice che sono gli ultravioletti perché il sole è più vicino alla Terra e gli ultravioletti sono più forti, quindi il tema... E poi chi altro dice magari anche il tema delle temperature. Cioè, tutti questi fattori ci portano a dire che noi dobbiamo arrivare come l'altra volta alla primavera per poi uscirne. Nel frattempo bisogna vaccinare. Anche qui, guardate, se posso dirlo, ma veramente senza polemica, lo dico alla Giacomuzza. Ho letto oggi, no, sì, perché ho letto oggi, io non stronco e non ho risposto assolutamente al professor Crisanti, ma non lo farei mai. Ho sempre detto che farei il vaccino, andate a contare le mie dichiarazioni, ma l'ho detto prima che venisse fuori questo dibattito. Mi spiace, ma lo dico anche nel rispetto del professore, mi spiace che una risposta mia sul sì, io mi vaccinerei venga venduta come la risposta al professore, perché non c'entra niente. Io l'ho detto prima ancora che iniziasse questa discussione, lo potete ritrovare questo. Il professore era sul fai da te e il suo paragone che ha fatto sulla ricerca del colon, era quello l'unico riferimento. Poi abbiamo fatto No, il guardate, lì ho quello. spiegato. Io penso che la questione posta non sia irrilevante. Ve l'ho detto sempre anch'io. Nel momento in cui funziona un fai da te, il paese, non il Veneto, dovrà decidere se renderlo libero, prodotto da banco, se fare in modo che sia solo con prescrizione medica, tracciarlo o non tracciarlo. Ovvio che se lo tracciamo è meglio. E poi ho detto, però guardate, dopo ragionare di grandi numeri, quando abbiamo parlato di test fai da te, ve lo ricordate, del tampone rapido, c'è sempre stato qualcuno che diceva, ma sopra i 33 CT, quindi carica virale bassa, c'è il rischio che ne prenda di meno perché scende la sensibilità. Ok, ma se noi ne facciamo ormai 40.000 al giorno, che ci portano più o meno in magazzino ogni giorno 2.000 contagiati, capite che la proporzione tra perderne 5 o 10 o anche 50 e portarne a casa 2.000 di nuovi positivi, uno dice sanità pubblica la sto facendo comunque, perché comunque il test molecolare non arriva a 70.000 test al giorno, è impossibile. Quindi utilizziamo una rete, una maglia di rete magari che non è proprio quella perfetta, ma siamo sicuri di pescare in un momento nel quale c'è solo la canna da pesca. Riprendiamo il giro. Pederiva, poi Grazie. Prigioni, Nuovo Terraglio, Marchiori, Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Tornando alle linee Ciao. guida dello sci, Sì. il Presidente Compaccer, il suo collega dell'Alto Adige, dice che è prematuro fissare adesso una data per la riapertura degli impianti di risalita e comunque tende ad escludere che sarà prima di gennaio. Si può immaginare un Natale senza sci, quindi cosa sarebbe per l'economia anche del Veneto? Guardate, io te lo dico veramente Angela, io ho troppo rispetto per i medici che ci sono in ospedale e per i medici in generale che stanno occupando di Covid, far partire sto dibattito sull'Immacolata e se andiamo a sciare. Perché loro non lo faranno a Natale, lo faranno dentro in ospedale. Allora penso che sia un fatto anche di rispetto, no? Oltre per i pazienti che sono lì, ne abbiamo 2700 Covid. Allora, il Natale con le piste da sci è un'era glaciale diversa da questa. Il Covid a tutti noi, voi siete degli esperti ormai, io vi incito a scrivere anche le memorie di questo periodo storico, prima o poi le scriverete in un libro, perché sarà fondamentale che tutti dicano la loro. Il Covid ci ha insegnato che ogni giorno ha la sua pena e in 30 giorni può accadere di tutto. Può accadere che le curve si appiattiscano in maniera paurosa, scopriamo che le temperature sotto lo zero lo neutralizzano, dico così, oppure che magari la curva si torna a impennare. Per cui io dico, ovvio che io tifo perché si possa lavorare, che non ci sia più il Covid, però
mi metto anche nei panni di chi sta lavorando in ospedale e sente sto dibattito che rischia di essere lunare, no? Cioè, al di là della legittima battaglia che dobbiamo fare a favore di chi lavora, ma io vedo anche a livello nazionale 9 domande su 10, non sono se gli operatori potranno lavorare. Potremmo fare le vacanze, potremmo andare nelle seconde case, potremmo fare, cioè, ho capito cazzo, ma cioè, non è, c'è anche un mondo che è concentrato su altro in questo momento. Quindi per me accompagniamo in maniera prudente, tanto è vero che abbiamo approvato le linee guida, guardate che è fondamentale averle approvate. Ma quindi ipotizzate una possibile ripresa appunto da gennaio, febbraio, quindi per il finale di stagione? Io guarda, mi augurerei domani mattina perché vorrebbe dire che il virus ci permette di farlo. D'accordo, ma al di là degli auspici, allora, per Natale presumibilmente no. Sai, se ne va il ponte natalizio con l'Epifania, ho l'impressione che la montagna veramente si ritrovi solo le ossa nel piatto, non trova più polpa. Non lo so, perché poi gli impianti hanno anche necessità di essere messi in moto, le assunzioni, cioè la stagione diventerebbe una stagione di un mese e mezzo. Prego, prego. Il DPCM prevedeva che le regioni approvassero, cioè comunque contribuissero alle linee guida, poi si deve esprimere il CTS. Quindi... Sì, ovvio che noi dovremo confrontarci su questo tema. Fatta salva una priorità, la salute. Ok, se posso restare. A proposito di Alto Adige, questo modello dei tamponi a tappeto è stato preso a riferimento ieri anche dal suo collega Fedriga per 6 comuni del Friuli Venezia Giulia, anziché Sì, lo so, ne ho microzone parlato. rosse. In Veneto c'è questa esigenza o la pressione al momento è solo, tra virgolette, solo ospedaliera? Guarda, allora ti dico, in Veneto potrebbe accadere che ci sia questa esigenza, ci sono delle realtà che stiamo valutando, però allora, l'Alto Adige l'ha fatto a livello regionale, non so quanti sono, 200.000. Hanno partecipato circa il 66% e quindi su 530.000, insomma stiamo parlando di 340.000 persone. Ecco, 340.000 persone. Quelli sono altri numeri. Quando vi ricordate, quando nella prima fase io vi dicevo basta dire ai veneti che si possono fare tamponi a tutti, perché ragazzi siamo 5 milioni noi. Siamo arrivati a metà veneti dopo 8 mesi, 9 mesi di tamponi. E non è un'opzione da escludere. Guardate, il futuro del coronavirus e del piano di sanità pubblica sarà sicuramente circoscrivere i focolai, microzone rosse, temporanee e tamponi a tappeto nelle zone. Ci sono dei cluster, pensate, le contrade della Valle dell'Agno, ad esempio quello è un territorio che stiamo studiando, lo dico alla Cristina, in particolar modo, ecco lì abbiamo capito che c'è una diffusione dell'infezione che è data molto probabilmente da una contiguità e da una socialità dove c'è molta promiscuità, no? Cioè dove c'è incontro, c'è socialità, e lì bisogna valutare, ad esempio, quella potrebbe essere una zona titolata, ma non nego che l'avevamo già valutata sta roba, ne abbiamo parlato quando? Venerdì. E Auronzo è un'altra, ne abbiamo sempre parlato venerdì, ho parlato anche con la sindaca, con la Pais Becker, anche lì 10%. Si creano sti cluster che poi, per carità, sono come la stella cadente, no? Cioè, li vedi, e poi magari sfumano. Vi ricordate i comuni del Comelico? Però è fondamentale anche studiare questi, sì, questo è poco ma sicuro. Ultima e poi ho chiuso, è una segnalazione che arriva dal settore eventi, service. Nella guerra tra poveri che si è scatenata si sentono un po' i più poveri dei poveri, nel senso che non hanno un negozio che viene chiuso, un'azienda che deve essere risarcita, sono in zona gialla, insomma non hanno diritto a nulla. Chiedono se si può fare portavoce di questa loro istanza nel confronto con il governo. Li abbiamo segnalati e ultra segnalati, tutto il mondo dello spettacolo, diciamo degli affini agli artisti, no? Il service, l'impianto fonico, le luci, i palchi, li ho anche incontrati fra l'altro. Non parliamo delle discoteche che sono letteralmente massacrate, non parliamo di molte altre attività, non parliamo degli artisti. Guardate che gli artisti sono colpiti duramente, perché sono tutte realtà che vivono di assembramento, e c'è inevitabile, no? Voglio ricordare che noi siamo stati i primi a aprire i teatri, il cinema, e qua non si ricorda più niente nessuno in giro.
e l'abbiamo segnalato più volte onestamente. Io ero sempre stato della teoria che magari se lasciavano gestire alle singole regioni sta roba si riusciva a gestirla meglio, ma non perché siano degli incapaci, perché è inevitabile che ogni territorio ha le sue peculiarità, no? Pensate, il circuito termale che eroga anche prestazioni sanitarie ed è un circuito termale che è solo, diciamo, spa, tanto per dire, che è uno dei temi che è venuto fuori nel DPCM che poi abbiamo corretto per fortuna. Allora abbiamo la Prigioni e dopo il nuovo Terraglio. Buongiorno Presidente, Ciao. buongiorno a tutti. Lei diceva che ci sono 2.700 ricoverati più della prima ondata. Questo perché il virus ammala di più? Vi siete dati una spiegazione? C'è una spiegazione? Guarda, la spiegazione è presto detta. Noi abbiamo contagi su tampone che sono 1/3 rispetto alla prima ondata. Cioè, non guardate i numeri assoluti, guardiamo la percentuale di positivi sui tamponi. Quindi noi portiamo a casa meno positivi su tamponi fatti rispetto alla prima ondata. Quindi uno dice, ne abbiamo di meno, ma carichiamo di più in ospedale. Perché abbiamo l'assembramento. La prima ondata l'abbiamo gestita con il distanziamento sociale, con il lockdown. È stato, quanto è durato il lockdown? Dall'8 di marzo a maggio, più o meno. Voi capite che abbiamo fatto un vuoto sanitario di 2 mesi abbondanti, dove non c'è stata minima relazione sociale. Ovvio che oggi, vivendo nella fase di convivenza senza distanziamento sociale, è inevitabile che il contagio si diffonda. Dopo, per carità, vediamo che abbiamo tanti asintomatici, 98%, 96%, 97% non sviluppano sintomi. Ma avendo tanti contagiati, anche quel 2-3% sono numeri per gli ospedali. Quindi il vero tema è che ne abbiamo di meno di incidenza di positivi sulla popolazione, ma si incrociano di più, si incontrano di più e quindi diffondono di più il virus. E l'appello che noi facciamo è quello di evitare, guardate, io ho visto anche venerdì sera, cioè, ma possibile, si chiudono i bar alle 6, ma non serve c'è l'assembramento davanti ai bar fino alle 6 per dimostrare che devi esorcizzare il fatto, cioè, perché ci si fa male. Guardate, abbiamo tanti giovani ricoverati. Non è vero che questo è il virus degli anziani, non è vero. Vi porteremo uno studio che noi abbiamo già visto per fasce di età e per criticità della patologia. E quindi capirete che non è proprio vero che è una roba per gli ultra ottantenni o giù di lì. E questo è un altro tema. Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo tornare un attimo sulle linee guida per la stagione sciistica, al di là di quando potrebbe partire, però diciamo che lo sci chiaramente, tranne che negli Emirati, si fa all'aperto, ma si fa coperti, non come in spiaggia, per cui già da sempre, insomma, la bocca e il naso sono coperti, rimangono quei pochi minuti di funivia e secondo me, cioè, al di là di questo, rimangono però i ristoranti, insomma, le malghe che sono aperte e i luoghi di aggregazione per mangiare, perché ovviamente che cosa è stato pensato per questo come linee guida? Ecco, questo volevo sapere. Sì, buongiorno. Allora, le linee guida prevedono ovviamente delle misure, adesso non stiamo qui a anticiparle, prevedono delle misure che vanno contro i potenziali assembramenti. Questo, non prevedono chiusure di attività commerciali tipo il rifugio, queste storie, però prevedono ovviamente il tema del contingentamento degli ingressi e anche il tema sulle cabinovie e soprattutto sulle code prima, perché è ovvio, è vero che siamo tutti bardati, però è altrettanto vero che se c'hai 200-300 persone fisse che si spingono per andare
all'ovovia, capite che comunque quello è un assembramento, vale come uno spritz fatto a regola d'arte in una piazza di una città. E quindi, però direi che le prevenzioni hanno fatto un bel lavoro. La dottoressa Russo, che ha guidato questo gruppo di lavoro, ha fatto un bel lavoro che ci sta con la riapertura. Adesso dovremo capire con l'infezione se ci sta. Grazie. Prego. Marchiori, Giacomuzzo, Bone. Sì, Presidente, buongiorno. In merito all'ordinanza che ci dirà domani, lei ha detto sarà un'ordinanza più completa. Prevede ulteriori restrizioni? Ad esempio, il suo collega Fedriga ha sconsigliato l'uso degli autobus, ha detto stop visite parenti. Lei prevede delle restrizioni sul generis? Noi stiamo prevedendo diciamo, misure che siano compatibili con la vita, con le attività diciamo, lavorative, ma che scoraggino al massimo possibile il tema dell'assembramento. Questo. Adesso lasciateci il tempo di scrivere. Oggettivamente l'ordinanza ha la sua azione a fine settimana, per cui in questa fase è ancora sostenibile, anche se c'è un voto. Ok, c'è un'altra domanda, è un aspetto di cui anche voi come Regione vi eravate occupati a marzo, aprile, insomma, nei mesi di lockdown e che forse andrebbe riaffrontato ancora, ovvero l'aspetto psicologico di chi sta subendo ansia, stress da Covid, da questa situazione. C'è un numero preciso, 62 su 100 sono le persone affette da stress, che sono gli stessi numeri più o meno di marzo. In tal senso voi avete intenzione di fare qualcosa, di intervenire? Guarda, Si può fare qualcosa? noi vorremmo fare miracoli, vorremmo avere la bacchetta magica, non ce l'abbiamo, nel senso che si fa il possibile. Considerate che questi sono servizi sanitari e c'è tutto il tema dei servizi di psichiatria, psicologici, lo sportello inoltre che può essere contattato, però capite che in questo momento la sanità è concentrata ovviamente sulle cure, il che non vuol dire che questi valgono di meno, però dappertutto non si arriva, ragazzi. Io vi ho sempre parlato con sincerità, adesso voi vedete dalle domande, a me spiace disturbarvi col punto stampa e sinceramente noi non è che ci divertiamo a venire qua tutti i giorni, perché comunque avremo anche altro da fare, però voi capite, e lo avete dimostrato in tutti questi mesi, che gestire una comunicazione con un comunicato stampa è impossibile su una roba del genere, anche perché ognuno di voi poi avrebbe una notizia diversa il giorno dopo e sarebbe una babele, no? Così avete in viva voce tutto, chiedete, però questo fin lì arriviamo in questa fase, non siamo in grado di promettere niente. Va bene, grazie. Prego. E Cristina Giacomuzzo. Sì, Presidente, volevo chiedere due cose. Una sulle piste da sci, apertura, scusate, così va bene, e le linee guida. Sentivo che il Presidente del Piemonte stava ipotizzando di chiudere bar e ristori delle piste. È questa una delle strade che state seguendo voi? Ma intanto dovremmo discutere delle linee guida che sono approvate da tutti, per cui non prevedono questa chiusura. Ad adiuvando un governatore può chiudere tutto quello che vuole, poi però, insomma, cerchiamo di capire intanto quale sarà il confronto con il CTS e quindi con il governo. La deadline, cioè la linea diciamo ultima per decidere sarà il 3 di dicembre con il nuovo DPCM, perché saranno esattamente 5 giorni prima dell'ideale apertura delle piste da sci nelle nostre Dolomiti. Voi sapete, abbiamo sempre il Ponte dell'Immacolata come elemento simbolo. Poi è ovvio che ci sono già alcuni impianti aperti dove c'è la neve. E una precisazione invece sulle scuole. Flauto e palestra si può continuare a farla? Sì, allora, ma l'hanno sempre fatta, non è mai stata ma è stato un falso problema. Allora, a noi hanno segnalato dalla prevenzione che, ed è vero perché in tutta la letteratura scientifica si legge, strumenti a fiato, attività motoria e canto sono 3 elementi di grande diffusione del virus. Fra l'altro con dei super diffusori che sono i bimbi o i ragazzi, che poi sono asintomatici. E quindi lo portano a casa nonni, genitori, quello che è. Noi abbiamo detto, previa autorizzazione del CTS, si sospenda. CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, non si è espresso, per noi è chiusa lì.
punto. Vuol dire che non la ritiene importante. Se poi verrà fuori un cluster di un coro, un focolaio in un coro o in una banda musicale, quello che è, banda, scusate, in un gruppo musicale, quello che è, si sappia che noi nell'ordinanza l'abbiamo messa. Mi segnalano una cosa da chiederle dalla redazione. Mi chiedono se ritiene opportuno o se può dirci chi ha deciso di cambiare il modo di fare i tamponi dell'USL 8, perché mi segnalano che si erano fino adesso affidati alla prenotazione per fare il tampone. Per esempio in fiera si andava su prenotazione, ad Arzignano gli studenti in fiera tutti su prenotazione. Sembra che ci siano nuove disposizioni per cui si va, come avevamo sempre detto, quindi ma è una cosa recente? Semplicemente per un motivo, è una logica proprio di organizzazione industriale. Con 60-70 mila accessi al giorno, se parte l'idea della prenotazione vuol dire che va in default il sistema. E dirò anche di più, che la formula dell'accesso rapido, dove tu sai, perché noi abbiamo anche detto di mettere i numeri arriveranno per la prenotazione, no? Cioè, non per la prenotazione, cioè il tagliacode, come si chiama? Quello del supermercato. Boh. Questo ci permette anche di fare molto di più, di spingere sull'organizzazione, perché un'organizzazione efficiente ti dice: guarda, sei in coda, ti ci vorrà 20 minuti, mezz'ora, i cittadini si organizzano, ma garantiamo a tutti di accedere. Dare prenotazioni con 70.000 tamponi al giorno significa che chi arriva alle ore 11 ha la prenotazione e gli dici: guarda, purtroppo qua c'è un casino, deve stare qua 2 ore, cioè, è ovvio che farà il disastro, perché dice che lui ha prenotato. Per evitare tutto questo, accesso diretto con la ricetta, ovviamente. I tamponi si fanno solo con la ricettazione del medico. Questo l'ha indicato lei quindi da poco all'uso Sì, nella riunione. Ci segnalano in realtà che sta succedendo il contrario, nel senso che se prima poteva essere una cosa abbastanza, una coda comunque limitata, adesso mi segnalano che in realtà è più lunga, ma probabilmente... Sì, ma il problema è: siamo in grado di garantire la prenotazione a 60.000 persone al giorno? No. Cioè, questo è il vero tema. E allora, per garantirla, finisce che sì, la coda è limitata, ma vuol dire anche che molti non riescono neanche a avere la risposta al telefono, perché poi questo è stato uno degli elementi. L'imbuto del telefono. Di cittadini che ci chiamavano dicendo che non rispondeva mai nessuno al telefono. Ovvio che la coda era limitata prima. Il problema era perché non c'era il tampone. Grazie. Marco Bone. Ovvio che chiediamo la comprensione di tutti. Presidente, 2 domande sui ristori. La prima, Sì. ho letto su il Gazzettino, mi pare fosse un'intervista a Baretta, sottosegretario all'economia, che è sembrato molto netto sul fatto che nel decreto ristori ter non ci saranno i ristori per la zona gialla. Quindi volevo capire se è così, è assodato, oppure se ci sono ancora di margini, perché da come parla lei sembra che ci sia una trattativa ancora in corso. Ma guarda, se Baretta esprime la posizione del governo vuol dire che non c'è, ed è autentica, allora prendiamo atto che lui che rappresenta il governo ci ha detto che non ci sono. Dall'altro vedo la sua forza politica che in Parlamento presenta emendamenti per averli, quindi basta che si mettano d'accordo tra di loro. Okay, c'è un emendamento da 250 milioni di euro. Fatto da chi? Dalla sua forza politica. Ok, l'altra domanda invece riguarda la regione, cioè si moltiplicano le richieste di un intervento finanziario della regione, perché sappiamo che Lombardia, Emilia, altri lo stanno facendo. Allora, siccome io credo che i ristori della fascia gialla plus non siano cifre, perché di fatto la limitazione magari è solo su qualche giorno, su alcuni orari, lei pensa che la regione possa mettere in questa fase no. In questa fase no, ma va spiegato ai cittadini, perché quando noi diciamo no, perché io sono un cittadino, bisogna spiegare ai cittadini perché si risponde così. Noi abbiamo rimodulato i fondi comunitari, abbiamo dato quello che potevamo dare, ma vi ricordo che siamo l'unica regione che non preleva tasse dalle tasche dei cittadini. Allora, le regioni che danno applicano tutte l'IRPEF. L'IRPEF vale più o meno, cioè noi non preleviamo più o meno 1.179 milioni di euro all'anno, 1.179 milioni di euro all'anno dal 2010. L'IRPEF in Veneto, per andare via leggeri, ma leggeri, proprio una robettina
180-200 milioni del miliardo. Cioè voi capite che se io avessi l'IRPEF, prelevassi dai veneti 200 milioni di euro all'anno, metterei 20-30 milioni. Dobbiamo rimettere le tasse? Può essere un aspetto mutualistico, per carità. Però quando si fanno le battaglie per non mettere le tasse, però bisogna sapere che se non, le tasse in macroeconomia hanno un significato, no? Paghi per avere dei servizi. Cioè non è un'angheria. Vi ricordate quando c'è stato il premio ai medici? Che c'è i 1.000 euro in busta paga ai medici. Noi ne abbiamo dati 5.000 e tu dicevi, ma come? Eh sì, non ne abbiamo prelevati 4.000 di tasse prima, gli altri invece hanno dato 1.000 ma ne abbiamo prelevati 4.000. Vedi, vantaggio delle nuove tecnologie. Siamo collettori anche delle domande di chi ci ascolta, no? In questo caso un sindaco che dice il tema del vuoto lasciato dall'ordinanza impatta sui mercati settimanali. Dice l'ordinanza regionale è sì, ha ragione. come comune abbiamo bisogno di organizzarci per i contingentamenti e la perimetrazione. Ha ragione, ma come si devono comportare? Che i sindaci continuino a contingentare, cioè non serve l'ordinanza. Ma sì, ma oltretutto posso dire, sono tutte attività che comunque il sindaco può gestire in autonomia se volesse, nel senso che non è che arriva con la cordella, col nastro per perimetrare il mercato e qualcuno dice no, non lo puoi fare perché non c'è ordinanza. Il sindaco lo fa, punto e basta, nel senso che è previsto. Abbiano pazienza un attimo i sindaci, domani presentiamo l'ordinanza. Abbiamo voluto attendere per metterla assieme all'altra. Insomma, il voto è di domani sostanzialmente. Magari qualcuno che va al mercato proprio domani mattina. Domani mattina ai cittadini diciamo, capite le difficoltà che hanno anche i comuni, vanno compresi, nei mercati si va senza fare assembramenti e se li trovate perimetrati è giusto che siano perimetrati un ingresso e un'uscita, quelli perimetrabili, altri è impossibile perimetrarli. Però guarda, ecco, io volevo ringraziare i sindaci e ringrazio anche il loro presidente Mario Conte, che è il sindaco di Treviso, presidente dell'ANCI. Lo ringrazio perché Conte si è sempre messo a disposizione con i sindaci. Adesso fra l'altro incontrerò anche i giovani dell'ANCI in tutta questa partita. È ovvio che questa partita la vinciamo assieme, cioè le istituzioni regionali, le amministrazioni comunali e i cittadini. Quindi penso che sia fondamentale questo lavoro di squadra istituzionale, senza parlare poi dei medici, degli operatori che sono eccezionali. Io avrei finito, ragazzi, cosa dite? C'era una domanda Giacomuzzo e una di Tosato. Sì, prego Cristina. Presidente, volevo chiedere anche questo stamattina. Abbiamo pubblicato un intervento del sottosegretario Variati che pone l'accento sulla difficoltà di trovare un meccanismo in tema di ristoro, perché non si parla di negozi chiusi, di bar chiusi, ma di negozi che magari vengono penalizzati qui in Veneto perché c'è il checkpoint da fare. Il checkpoint in realtà si passa, però magari può essere stato un deterrente per cui un danno nel negozio in centro può esserci stato oppure no, ma comunque lui dice sì, c'è stato ed è difficile da quantificare e muove questa critica. Forse era il caso che si trovasse un accordo su queste forme, su questi meccanismi così specifici prima dell'ordinanza. Lei vede una difficoltà nel meccanismo proprio per quantificare o allora, no? E poi l'accordo prima dell'ordinanza, scusami, cioè, è una fantasia giuridica, nel senso che noi ci siamo sempre basati sul fatto che le restrizioni erano comunque coperte da eventuali ristori. Ripeto, non faccio polemica con nessuno, cioè se dopo mi venite a dire che in fase emergenziale dobbiamo fare gli accordi nazionali, non si può neanche farsi di 3 euro, figuratevi se riescono a farli con noi. Però al di là di questo, posso essere d'accordo sul fatto che valutare i flussi ridotti nei centri cittadini, sì, ma partiamo da un presupposto molto più pratico, che è quello che ci piace a noi che non abbiamo fatto le scuole alte, come si dice. I negozi sono chiusi per ordinanza di domenica, fin qua ci siamo, no? Vuol dire che è 1/7 della settimana, 1/30 del mese del fatturato, punto, fine.
No, che vuole una laurea in matematica, eh. Spero che Variati non sia laureato in matematica e poi dicono che ho offeso Variati. Cosa? Non ha, no? Oh, no, ferma tutto. Ferma tutto. Mi è venuto il dubbio. No, cancellate tutto. Scusate, non lo sapevo. Nel senso che non ci vuole un, insomma, si va per proporzioni, no? Quindi il Ministero dell'Economia facilmente non ha neanche questo ostacolo da dover... Ma no, arrivare sentite, la ancora più velocemente. domenica vale un trentesimo del mese, no? E quindi un trentesimo del mese faremo un trentesimo del fatturato, lo sconteremo, insomma, dai. Esatto. Sentite, ma tutti gli altri ristori che sono stati fatti, a uno il 150%, l'altro il 200%, uno l'80%, sulla base di fatto dei calcoli. Ma guarda, io non voglio neanche scrivetelo, non voglio creare il caso ristori, perché per me è naturale che debbano esserci. Cioè, per me il caso ristori non esiste. Ripeto, persino la forza politica che governa ha emendamenti in Parlamento sul decreto ristori. Sono 250, non ho il telefono, se no ve lo leggevo. Filippo e poi chiudiamo. Sì, no, una cosa invece ancora sui contagi, perché lei stesso citava, mi pare, Auronzo e la Valle dell'Agno come situazioni sotto controllo a Sì. rischio. Ecco, come mai nel Bellunese la situazione è un po' peggiorata, mi sembra? Guardando la cartina, quella dei vari colori. Cioè, allora, Bellunese sta entrando in area 5 per quella ospedaliera, no? L'area critica, non critica. Avessimo modo di dialogare in maniera comprensibile col virus, potremmo dare un sacco di risposte, ma questo non ci risponde. E guardate che il virus è intelligente, cioè noi non dobbiamo pensare che sia un elemento inquinante, cioè non è una particella inquinante senza anima, è una particella viva, cioè, e ha una sua intelligenza. Cioè, questo virus perché è molto contagioso, pandemico e sta durando tanto? Perché non ammazza l'ospite, perché se ammazza l'ospite sparisce subito, no? Quindi è molto più insidioso, perché la mortalità è dello 0,1, 0,2%, che mortalità abbiamo adesso? 0,2%. Altri virus, molto più cattivi, durano poco perché ammazzano l'ospite, sono molto più aggressivi, ma poi non passano da ospite a ospite. Nel momento in cui non c'è, muore l'ospite, è finita la possibilità di ampliare i contagi. Quindi i virologi lo spiegano molto bene questo aspetto. Poi la peste, ho visto, vi ricordo solo la peste del 1630. Pensate che solo nel novembre di quell'anno uccise 12.000 persone a Venezia e ne ammazzò in totale 80.000 questa epidemia. E quella è stata la dimostrazione, ad esempio, di un attacco, di un'infezione assolutamente aggressiva. Infatti io ho fatto anche pubblicare sui canali social un bel filmato sulla peste. C'erano le barche dalle barche che gli davano: se avete morti portateli giù, cioè città spettrale, cioè in quel filmato dicono era ricresciuta l'erba perché la gente non camminava più per le calli. Pensate cosa è accaduto nel 1630. E comunque Venezia ha avuto nella sua storia 60 pestilenze. Io mi sarei accontentato di una risposta anche meno forbita e meno dotta. No, ma siccome so che ti ha fatto storia, Wellington comunque diceva 40.000 uomini, era Wellington. E chiedevo soltanto appunto se c'era qualche prospettiva nel Bellunese di micro zona rossa, perché mi pare che la situazione non sia buona. No, guarda, noi abbiamo sotto controllo Auronzo, hanno fatto anche una riunione con i sindaci e la stiamo seguendo con la prevenzione. Lì c'è il dottor Cinquetti, ovviamente il dottor Rasi che è direttore, il dottor Cinquetti che è la prevenzione, che stanno seguendo quella partita dei comuni del Bellunese. Però insomma, guardate, giorno dopo giorno, day by day,
ogni giorno ha la sua pena, lo dovremmo scrivere qua da qualche parte, e alla fine finirà. Alla fine finirà, cioè è ovvio che finisce sta roba. Lo dico a chi vive con l'angoscia che pensa che la sua vita la trascorrerà tutta con la mascherina, con questi casini. Passerà. La storia ce lo insegna. E con questo... Vi è chiaro che il riferimento alla laurea in matematica non c'entra niente. Per fortuna che l'ho detto. No, veramente, cioè, involontaria veramente. Arrivederci, grazie. Grazie, buongiorno.